Allora, eccoci qua, 23:20, ultima parte di TV7 Match, come dicevo prima della pubblicità, dedicato, quest'ultima parte dedicata alla politica. Allora, una settimana decisamente vivace da un punto di vista politico, perché ci sono molte novità, la manifestazione di sabato scorso a Roma della Lega, di Salvini, ma anche il congresso del Partito Democratico, i candidati, diciamo, nella corsa segretario. Insomma, ci sono varie cose di cui discutere questa sera. Allora, innanzitutto presentiamo gli ospiti. Buonasera a Fabio Miotti. Buonasera. Lei aderisce a Amo il Veneto. Questo cos'è? Un movimento? Cos'è? È un'associazione. È un'associazione. È un decalogo di valori, è un gruppo guidato da Elena Donazzano. Ecco, voi diciamo siete una costola, uscite, diciamo, dalla realtà di Forza Italia. È così. Ci sono molte persone che aderiscono a Forza Italia, che aderiscono anche ad Amo il Veneto, ci sono persone che sono uscite da Forza Italia e che aderiscono ad Amo il Veneto. Bene, buonasera ad Alain Luciani. Buonasera. Allora, Lega Nord, Liga Veneta, Salvini, è corretto? È corretto. Adesso con lei poi parleremo della questione dei simboli, dei partiti che diciamo così ruotano attorno a Matteo Salvini. Buonasera a Giuseppe Traniello Gradassi del Partito Democratico. Buonasera. Gradassi, grazie di essere qua. Parleremo di Renzi con lei e parleremo anche dei candidati alla segreteria e anche della realtà del Partito Democratico, che in questo momento è particolarmente, come dire, un po' fluida, chiamiamola così. In fermento. Allora, a me piacerebbe dire Salvini campione d'inverno, no? Per metterla in termini calcistici. Da marzo ad oggi il bilancio per voi della Lega è positivo, Alain Luciani? Non sono positivissimo, nel senso che campioni d'inverno, ma abbiamo già vinto lo scudetto, nel senso che abbiamo oltre 40 punti di vantaggio, visto che stiamo sui termini calcistici. Dopo magari vedremo anche i sondaggi. Effettivamente è un mostro della politica, cioè su questo penso che sia innegabile, chiunque lo possa chiaramente dire senza imbarazzi, anche se fanno parte di altri partiti. Salvini ha dimostrato che non c'è solo la grande comunicazione, ma è anche un grande stratega, sa come muoversi e oggettivamente ha rivoluzionato anche quello che era il panorama politico italiano. Ecco, ma senta Luciani, come la mettiamo con questi famosi 49 milioni di euro che... Ma anche su quello lì è tutto un tema che francamente lascia il tempo che trova, nel senso che abbiamo visto nel passato altre situazioni simili. La Lega però, quando gli è capitata di avere una situazione oggettiva di difficoltà, comunque mica sono tutti santi, per cui capita che ci sia magari qualcuno che sgarra, comunque la Lega ha sempre pagato in prima persona, ma ha anche fatto pagare poi alle persone che si sono rese corresponsabili cacciandole chiaramente dal partito. In questo caso si contestano 600.000 euro, non si capisce perché si arriva a 49 milioni, perché poi l'oggetto è 600.000 euro e si è arrivati a 49 milioni, insomma anche su questa roba qui era chiaramente, secondo il mio modesto punto di vista, un attacco forte fatto dalla magistratura, perché altrimenti non si capisce come ad esempio altri partiti, per esempio quello che oggi fa parte del PD che era la Margherita, c'erano situazioni similari se non peggiori, però lì è andata a tra luce e vino, insomma è andata bene così e va bene tutto. Quello che è giusto e che sia corretto è che ci sia un eventuale, visto che c'è una condanna, restituzione. Non penso che ci sia niente di male, ormai rottamano tutto, fanno a rate tutto, anche se oggettivamente c'è una condanna di quel tipo, l'importante è che venga pagata poi. Ecco, io prima facevo riferimento alla manifestazione di sabato scorso a Roma, ma questa è stata la settimana anche in cui la trasmissione Report ha dedicato un lungo, tra virgolette, servizio, un largo spazio proprio alla Lega e a Matteo Salvini. Allora io ho estrapolato un breve brano delle interviste che hanno fatto tra i sostenitori della Lega lì a Roma. Ascoltiamoli. Lega per l'Italia libera. Da che? Dai vecchi politici che fino ad ora ci hanno lasciato solo macerie. Senta, ma tra i vecchi politici che hanno lasciato i tempi all'Italia, lei ci mette anche 49 milioni della Lega?
Allora la Lega li sta restituendo. Se Salvini non era onesto, cambiava il simbolo e non dava niente. In realtà Salvini ha fatto esattamente quello che dice lei, ha fatto un nuovo simbolo che è questo qui, che è quello a cui lei è iscritto. Sì, io sono iscritto a questa qua, Lega Salvini Premier. Eccolo qua, il simbolo Salvini Premier. Salvini è segretario di questo movimento. Sì, quindi è segretario della Lega, è segretario della ancora vecchia, se vogliamo chiamarla, Lega Nord. Io la tessera che ho rinnovato è la tessera della Lega Nord, non è che ho rinnovato altre cose di altri partiti. C'è questo ragionamento che ha posto al federale, ma comunque a tutta la Lega, a tutti i leghisti, anche quelli storici, di creare un contenitore che fosse nazionale. Questa è stata la riprova che un contenitore nazionale, alcune tematiche possono essere tranquillamente condivisibili anche con le altre regioni, comunque le altre macro regioni italiane, e ritengo che oggi stringersi tutti assieme su alcuni temi che possono essere condivisibili per anche la diversità di popoli che ci sono in questa parte dell'Europa, non ci sia nulla di male, nel senso che comunque, come vedete, la Lega comunque porta avanti l'autonomia del Veneto, per cui le grandi battaglie storiche della Lega restano, però c'era la necessità a livello nazionale di trovare un contenitore che desse la possibilità di esprimersi anche agli altri popoli, altrimenti c'era solo la Lega che esprimeva la questione settentrionale, ma per il Sud non c'era nessuno che si esprimeva. E quindi cosa dice Gradassi? Vedo che un po' aveva... Devo dire che insomma mi fa sorridere la difesa dell'esponente della Lega, perché è indubbio che per la questione dei 40 milioni, 9 milioni che non ci riguarda, comunque ci sono delle condanne che sono arrivate all'ultimo grado di giudicato, per cui questo non riguarda gli altri partiti, lui vuole coinvolgere altri partiti del passato, questo non è accaduto, sicuramente non è una condanna politica, dopo hanno deciso di restituirli in 80 anni. Io direi che qualsiasi evasore in Italia godrebbe nel restituire senza interesse in 80 anni quanto deve allo Stato. Indubbiamente è stato accertato che c'erano dei bilanci che non erano in ordine, per cui non si aveva diritto a quei rimborsi da parte di denaro pubblico. Questo è quanto. C'è stata una malversazione, non c'è stata assolutamente nessuna ricerca da parte della Lega sui responsabili, perché indubbiamente se non è stata la Lega e alcuni responsabili della Lega hanno prelevato questi soldi e ne hanno fatto un uso diverso da quello previsto per legge, c'è un'appropriazione indebita. La prima danneggiata è la Lega, e da questo punto di vista, da questo punto di azione, non c'è stata nessuna azione in questo senso, per cui non basta l'esclusione politica, non basta l'espulsione, ci devono essere delle azioni concrete, perché bisogna essere coerenti con quanto si esprime e con quanto si è fatto. Si è fatta un'estrema propaganda di tensione verso verso le altre forze che a quel tempo governavano. E invece non c'è una espressione di coerenza in questo senso. Dopodiché vogliamo dividerci in tante parti, la Lega del Nord e la Lega del Sud, perché è indubbio che chi si iscrive al Nord si iscrive alla Lega Nord in una certa maniera, che ha un suo codice fiscale e una sua sede e un suo statuto. Chi si iscrive alla Lega per Salvini si iscrive solo al Sud, cioè dall'Umbria in giù, con un codice fiscale diverso, una sede in una via privata di Milano che non si sa se esista, sta via Stellini, e comunque con uno statuto diverso. La Lega ha dei principi al nord che non sono condivisibili al sud, adesso si sta cercando di mischiare le cose e dire che è la stessa cosa. Probabilmente sono due partiti, sono due adattamenti, si potrebbe dire i due partiti tedeschi che appoggiavano la Merkel e tutto il resto in un land e in un altro, però indubbiamente c'è una separazione e questo induce a una separazione anche politica, perché l'atteggiamento della Lega è che chi non è iscritto per 8 anni non viene candidato e non partecipa alla condizione del partito. E indubbiamente che la ricerca adesso loro stanno facendo spasmodica di candidati al sud
non prevede questa cosa e stanno raccogliendo di tutto, perché va bene tutto, perché sull'onda del successo a questi voti che loro stanno raccogliendo grazie a Salvini devono dare comunque un nome e una figura sul territorio. Per cui c'è un equivoco per quanto riguarda i fondi e c'è un equivoco di fondo anche politico e non spiegato bene ai cittadini di quanto la Lega si sta ponendo. Allora, Miotti condivide questa chiave di lettura? Secondo me è imparziale questa chiave di lettura, perché non si fa un passaggio sul fatto che Salvini comunque ha introdotto nella Lega, nel contenitore politico che attualmente guida, un cambio valoriale importante in quella che è la direzione che il partito sta portando avanti. Io ero tanto diffidente della Lega Nord di 5 anni fa, quanto mi sento di poter dire che sono interessato di alcune tematiche che attualmente la Lega sta portando avanti, che parla di nazionalismo, parla di sovranismo, porta il tricolore nel proprio palco, parte dalla necessità di riconoscersi innanzitutto come una nazione, come un popolo sovrano, quindi non più come più regioni distinte, come territori chiusi in se stessi. Secondo me c'è stata un'evoluzione valoriale molto importante che porta la Lega a riuscire a coinvolgere nel suo contenitore ideologico tutta una serie di persone che provenivano da altre aree del centrodestra, della destra storica italiana. Penso che per condividere le posizioni dette dal palco sabato scorso a Salvini non serve per forza essere leghista, si può essere tranquillamente un ex Forza Italia, un ex Alleanza Nazionale, un ex MSI, eccetera, eccetera, eccetera. Un ex Forza Italia come... Questa situazione non contrasta un po' con la richiesta di indipendenza veneta o dell'indipendenza che alcune regioni chiedono? Perché mi sembra, questa è un'impressione, ma si può notare che né 5 Stelle ma neanche la Lega in questo momento a livello nazionale ha intenzione di dare l'indipendenza, e se la dà bisogna vedere poi come viene fornita. C'è una coerenza in questo senso? Allora, di indipendenza penso non si parla più da un pezzo, di autonomia sì, c'è la Lega che sta portando avanti questa battaglia, sì. Questa battaglia e la sta portando avanti con molta coerenza, cioè dal Veneto penso che il grido di... Il Veneto la porta avanti. Sì. E a livello nazionale... Accettata a livello nazionale, non formalmente ma sostanzialmente. Secondo me sì. Dalla Lega sì, dai 5 Stelle è evidente che l'interesse non c'è, la volontà anzi di boicottarla è chiara, è palese. E infatti se al 22 ottobre di quest'anno doveva esserci un importante annuncio e non c'è stato, penso che la colpa vada ricercata in una parte, in una parte politica dell'attuale governo e non nell'altra. Detto questo... Devo dire che no, nel contratto c'è anche l'autonomia del Veneto, fortunatamente. Devo dire che invece finalmente anche con questa scelta appunto di una Lega nazionale, finalmente in Veneto si è creata una situazione che è similare a quella della Catalogna, per cui che tu sia del 5 Stelle, che tu sia della Liga Veneta, che tu sia anche il PD qualche volta, qualche esponente ha il coraggio, però comincia a esserci un'identità autonomista forte e chiara in Veneto, da Forza Italia, dalla Lega, dal PD, pochi ma ce n'è, dal 5 Stelle, cioè tutti vanno verso la stessa direzione, e vedete che questo è un cambiamento fondamentale, perché vedete la fisica non è un'opinione, quando c'è una spinta, è una forza che spinge verso un lato, ce n'è sempre uno uguale contraria. Quindi dove c'è comunque un movimento anche al suo interno, la Lega, che va verso un ragionamento nazionale su alcuni temi, come dicevo prima, sono pienamente condivisibili, e dall'altro c'è sempre comunque una forza che va dalla parte opposta. Quindi in realtà oggi non c'è mai stata così tanta voglia di autonomia nel Veneto, soprattutto dal momento stesso in cui la Lega comincia a fare un respiro, diciamo un ampio respiro nazionale, e questo lo abbiamo visto chiaramente dal grande risultato di Luca Zaia,
dell'ultimo referendum sull'autonomia, dove sono andati a votare praticamente tutti, perché se potevano votare anche quelli che erano all'estero probabilmente arrivavamo al 70-80%, e tutti hanno detto sì all'autonomia. Questo è un chiarissimo del segnale. PD in questo senso. Ma io vengo dall'unica provincia dove il referendum non ha raggiunto il quorum, che poi comunque è una cosa assolutamente accessoria. Il Veneto si è espresso in una certa maniera. Io ritengo che il Veneto sia stato truffato con questo referendum, perché da quel momento non è stato fatto assolutamente nessun passo nella direzione di avere quei punti di autonomia che si dovevano ottenere, che si è voluto chiedere col referendum e che invece altre regioni hanno chiesto, naturalmente trattando direttamente con lo Stato. Diciamo che questo tipo di autonomia sta interessando moltissime altre regioni. Io ritengo che al di là del gradimento, al di là del consenso che in questo momento raggiunge il populismo, il sovranismo o anche la figura stessa di Luca Zaia, non si sia fatto niente in questa direzione, che sarebbe anche opportuna per il popolo veneto, però assolutamente non è stato fatto un passo avanti. Per cui dichiarare, fare il referendum e continuare a parlarne, a sbrodolarsi dentro questo tema può essere utile, può far bene ai voti, ma non fa bene al Veneto e non fa bene al popolo veneto. E dopodiché non basta sbandierare qualche volta la bandierina italiana per dichiararsi nazionalisti. Sicuramente io sono nato a pane di atlantismo e di europeismo, per cui mi offende oltretutto che i sovranisti si dichiarino nazionalisti per la nostra nazione e per il nostro paese. Ecco, allora questo grande... Sulla questione dell'autonomia però c'è da dire che c'è stato un iter da parte della Regione del Veneto, un iter portato avanti, un iter che ha prodotto un carteggio degli atti ufficiali formali trasmessi al governo, che il governo ha valutato in prima battuta e che attualmente risultano fermi in alcuni cassetti di alcuni ministeri riconducibili ai 5 Stelle, quindi penso questo non sia un dato di un governo innegabile. dove il vice primo ministro è un vice primo ministro della Lega, basta, e dove c'è un contratto di governo. Che non c'è solo lui, non c'è solo lui. No, non c'è solo lui, ragazzi, manteniamo sempre il compromesso, o se no promettiamo una cosa e facciamo 10 passi in avanti per farne 11 indietro. La questione dell'Europa lo dimostra, la questione di tante dichiarazioni, tanti passi in avanti fatti in questi mesi dimostrano che si fa tante belle dichiarazioni, si va sul balcone a farsi applaudire da 4 parlamentari perché in piazza non c'era nessuno e poi non si conclude, anzi si fanno dei danni miliardari al Paese e anche al Veneto forse, perché il Veneto merita di più e merita di meglio e meriterebbe un'autonomia vera e fatta bene. Ma allora, Miotti, il punto è che Salvini, come dire, potrebbe essere la persona, l'uomo o la figura che, come dire, lentamente va a erodere anche tutti gli altri partiti del centrodestra. Questo è un po' penso che i partiti... Forse lei ne è un esempio, no? No, io dico che attualmente un partito nell'epoca attuale deve essere composto da 2 fattori: le persone e i valori. Le persone innanzitutto guidate da un leader. Salvini è un leader, ha introdotto dei valori, ha delle persone brave su cui puntare, ha creato un partito forte. Da leader sta sicuramente creando un interesse forte verso delle persone che il leader non ce l'hanno, oppure non lo riconoscono più come lo riconoscevano un tempo. L'interesse è innegabile. A Roma sabato scorso c'ero anch'io, c'ero con un gruppo di amici che loro leghisti lo sono davvero e sono andati per ascoltare il loro leader. Io sono andato da ascoltatore, da esterno, ma con molto interesse sono arrivato ad apprezzare alcuni passaggi e dico che una persona come Salvini potrebbe in un futuro prossimo diventare un capobastone, un capopopolo importante per l'Italia. Luciani, lei sogna il monocolore? Un governo monocolore? No, io non sogno, nel senso, quello che sogno io è l'autonomia del Veneto, punto. Tutto il resto francamente mi interessa molto poco. E devo dire che
rispetto a quello che diceva il collega del PD, ciò che è fondamentale e importante per il Veneto è questo passaggio che è obbligato, perché vedete, l'Europa fortunatamente esiste. Io sono di quei leghisti che guarda molto con positività l'Europa, non di certo l'Europa che abbiamo oggi, cioè che è quella fatta di spread, di banche, che non rappresenta nessuno il sogno europeo, è il sogno che fa nascere la Lega come idea, fa nascere l'indipendentismo scozzese, fa nascere l'indipendentismo catalano, per la stessa ragione che facevo prima, cioè dove c'è una forza che spinge da una parte ce n'è una uguale contraria, per cui tutti i movimenti autonomisti e indipendentisti d'Europa nascono con l'idea di Europa unita, e quindi l'Europa a cui guardo io è un'Europa di popoli, di peculiarità. La stessa cosa vale oggi per il contenitore Lega italiano, cioè ci sono tutta una serie di popoli che hanno sofferto e stanno soffrendo molto proprio per il tentativo di sterilizzazione del tessuto sociale e culturale italiano. Dal momento che si cerca di sforzare sempre più di appiattire le differenze che ci sono chiare, lampanti, di cultura, di tradizioni, di lingue locali italiane, sempre più questo modello va in crisi. In un'Europa appunto globale, in una spinta globalista, noi dobbiamo invece ricordarci che l'Italia è stata grande, grandissima, quando metteva in risalto queste differenze, anche semplicemente banalmente per il cinema. Quando noi andavamo a vederci il film al cinema e sentivamo la parlata romana, la parlata napoletana, quella veneta, per carità tante macchiette, però quello sono ancora film oggi che guardiamo con gran piacere, col sorriso. E quali sono i nostri grandi prodotti che esportiamo? Sono ad esempio quelli culinari, cioè i formaggi, i vini. La gran differenza territoriale nostra è stata un qualcosa che ci ha portato nel mondo a vendere grana padano anche agli eschimesi, cioè hai capito il ragionamento? Quindi è proprio la differenziazione italiana che può davvero riportarci grandi, perché poi il mercato oggi, che è quasi tutto ormai ipereconomico, che proviene dai paesi asiatici, dai paesi purtroppo dove c'è sfruttamento, cerca la qualità e cerca la qualità massima. Se noi appiattiamo distruggiamo l'Italia, e noi dobbiamo invece fare da volano a questa peculiarità, le nostre grandi differenze, prodotti, abbigliamento, gusti, parlate, cioè è questa la grandezza che abbiamo, non possiamo disperderla. È questo il tema secondo me che è fondamentale. Certo, ma allora Gradassi, qual è il rischio di quanto sta avvenendo? Cioè questo, tra virgolette, chiamiamolo strapotere, no? Della figura di Salvini anche nei confronti del pari grado Di Maio. Cosa può portare? Un'erosione delle altre forze del centrodestra che si vanno sempre più assottigliando. Un centrosinistra che ha difficoltà. Ma il discorso è che i processi culturali e anche di comprensione che si devono avere col Paese sicuramente non si possono risolvere in pochi mesi. Sicuramente noi abbiamo perso le elezioni di marzo, non possiamo certo pretendere in pochi mesi di riprendere quel dialogo che evidentemente, pur avendo fatto bene, avevamo perso con i cittadini o col territorio, che non eravamo riusciti a farci comprendere. E indubbiamente da questo nostro congresso ci sono molte aspettative perché questo percorso riprenda. Sicuramente quanto è stato fatto sinora e sino adesso è sotto gli occhi di tutti, abbiamo perso dei miliardi, abbiamo perso dell'occupazione, abbiamo un PIL in discesa, e saranno i problemi dell'infanzia, saranno i problemi dell'inesperienza, però siamo a questo livello. Dopodiché non basta parlare male non basta niente il governo attuale ha fatto zero manovre fino adesso, è il risultato della vostra politica. No, questo oggi si raccoglie i frutti come il grano di ciò che no, nel modo più assoluto, nel modo più assoluto, perché il lavoro si perde con la vostra riforma del lavoro, il PIL va giù con le vostre riforme economiche. Mi dispiace, ma a quale riforma
l'incertezza e la manifestazione delle imprese a Torino dimostrano la preoccupazione di una inattività assoluta e di una incapacità di governo che fino adesso avete dimostrato, perché la legge di bilancio non è ancora stata fatta, appunto, o portata a termine. Sono risultati delle vostre politiche, assumetevi la responsabilità. E avete creato dei problemi. Il discorso è questo, è che il PD faceva il nazionalista fino all'altro giorno con i tricolori, ve lo ricordate, per andare in contrapposizione alla Lega, che invece non usava i tricolori. Quindi, mi dispiace, io ti ho lasciato parlare e tu mi lasci parlare, ma perché questa dire la è una maniera di passare davanti. Bisogna dire le cose giuste. Perché un mese e mezzo fa a Roma 70.000 ci siamo andati anche noi, non solo tu. Te la devi assumere tutta la certo che mi assumo la responsabilità. Raccontiamo perché noi abbiamo guadagnato 1.000 occupati al giorno, tu ne stai perdendo 1.500. Questo è il dato oggettivo della situazione. Perché quando si fa anche un decreto, una legge, può essere anche ispirata bene, come il decreto dignità o quello che vuoi, ma devi pensare alle conseguenze che ci sono dopo. E le conseguenze che sono dopo è stata una perdita dell'occupazione e tu la lasci passare. E dopodiché abbiamo la TAV, abbiamo tutte le grandi opere ferme, grazie a voi, e l'economia perde e l'incertezza continua e noi andiamo verso un disastro economico. Dopodiché potete tenervi tutti i voti, perché tanto dicendo male di 4 migranti e basandosi sul lavoro che aveva fatto Minniti, vi vantate di grandi risultati che non avete ottenuto. Hai capito? Allora i risultati sull'immigrazione sono di Minniti, certo, ma sull'economia non sono il dato è una barzelletta. Il dato è questo, i dati macroeconomici sono cresciuti fino a un certo punto e dopo sono andati in crisi. Continuate così perché per noi è gioco facile. Non c'è problema, non c'è problema. Sia troppo presto per non c'è problema. Il governo che ha iniziato a lavorare a luglio-agosto. Ci ha messo 3 mesi a farsi, e quello è un danno, e dopo non ha fatto un cazzo. Non era semplice arrivare questo è quanto, ragazzi. Un attimo, e non nutro simpatia per la componente grillina, ma dico che forse bisogna aspettare un po' per valutare, per capire. No, mi dispiace. Sicuramente i primi mesi del prossimo anno, con una manovra che verrà fatta adesso, saranno un banco di prova per capire quanto di bene ha fatto o non ha fatto. Ci ritroveremo. Ci vuole un anno per la riforma, cioè, non è che ci vuole un giorno. Allora, io credo che ci sia una situazione di questo tipo. Abbiamo 2 partiti che sono nuovi, che chiaramente comporta anche un certo tipo di inesperienza, ma di inesperti nella politica italiana ne abbiamo visti a centinaia, quindi non fa differenza, compreso il PD, ma anche all'epoca del Partito Comunista e prima ancora all'epoca della Democrazia Cristiana, quando abbiamo avuto un vicepresidente del Consiglio dei Ministri che aveva 25 anni, si chiamava un certo Giulio Andreotti e di politica non capiva un tubo. Ha imparato sulla nostra schiena, poi è diventato un vecchio politico, anche aveva il record, è il politico più anziano in assoluto, quello che ha avuto una vita politica più lunga di tutti, ma visto il padre che aveva non poteva fare che quella strada lì. Ma a parte questo, è chiaro che questo governo tende a cambiare le situazioni precedenti. Sono anche convinto di una cosa, che in 3 mesi, per quanto uno ci si metta, non può arrivare a mettere in crisi un paese. O dopo un mese lo spread comincia a salire solo a livello di parole. Allora c'è qualcuno che ci prova. E mi pare che ne abbiamo avuto una concreta prova quando hanno fatto saltare il governo Berlusconi. Non entro nel merito se hanno fatto bene o hanno fatto male, ma improvvisamente le banche tedesche a febbraio del 2011 hanno incominciato a vendere titoli di Stato italiani e lo spread è cominciato a salire. Poi è arrivata una letterina che ancora è un segreto, vorrei che venisse fuori, che era una minaccia a Berlusconi. Una minaccia a una banca che si chiama Mediolanum, no? Perché, diciamolo chiaro, è una banchetta rispetto a certi potentati economici, e hanno fatto saltare un governo. Allora, non entro nel merito se faceva bene, se faceva male. La finanza ha fatto saltare il governo italiano. Oggi ci troviamo nella stessa situazione. Allora, quello che mi preoccupa di più, siamo in questa Europa, siamo indipendenti o siamo dipendenti, ma nemmeno dalla politica,
ma da una finanza che spesso gioca sulla pelle della gente. E abbiamo visto in Francia cosa è successo. La Francia oggi manifesta in strada quello che invece è stato assorbito da un movimento con tutti i suoi limiti, perché non sto difendendo 5 Stelle piuttosto che il PD. Ha assorbito ha anticipato una protesta, però chiaramente la strada è estremamente complicata, ma non solo in Italia, ma anche in Francia. Chiaramente la Francia ha una situazione di bilancio e un debito pubblico assolutamente diverso, però perché la Francia non viene parimenti punita come l'Italia per lo spread? Perché nella Francia, dopo tutto questo che è successo, dopo le concessioni, quindi dopo lo scavalco del bilancio francese da parte di Macron, nessuno ha detto niente. Mentre se parla Salvini o se parla Di Maio, crolla il mondo e noi paghiamo. C'è qualcosa che non funziona. Vorrei che mi spiegaste voi come va interpretata questo movimento. Allora, prendo la palla al balzo, condivido questa disamina in maniera totale e tra l'altro vorrei far notare un piccolo passaggio che è anche il motivo del malessere di alcune persone che attualmente appartengono all'area di Forza Italia. Quando è caduto il governo Berlusconi è successo quello che ha appena detto lei, direttore, che una forte mossa speculativa ha portato a un aumento dello spread che è stato individuato come la causa di tutti i mali e ha portato alcuni giornali a titolare "fate presto", sembrava che fosse questione di giorno, di vita o di morte se il governo non fosse andato a casa. Ed è sceso dal cielo un certo Mario Monti, esatto. Che cosa ha fatto? L'uomo dell'alta finanza. Sì, che quindi ci ha risolto tutti i problemi. Cosa ha fatto? Ha fatto danni all'Italia e non ha risolto lo spread. Esatto. Prego. E le stesse persone che in quel momento, con molto coraggio e con molta lucidità, avevano anticipato queste riflessioni che noi facciamo oggi con un po' di storia alle spalle, quindi riuscendo ad individuare ciò che è accaduto e i vari fatti che hanno composto questo momento storico del nostro paese, le stesse persone che appartengono a Forza Italia purtroppo si lasciano andare in accuse e critiche all'attuale governo dicendo: questo governo ha aumentato lo spread, quindi questo governo si sta dimostrando incapace. E sono le stesse persone. Questo sta nel gioco delle parti. Io nasco in Forza Italia, cresco in Forza Italia, ho tantissimi amici in Forza Italia che sono bravi, competenti e capaci, e parlo di quelli che sono nei comuni, nelle province, nelle regioni, che si danno da fare, si fanno il mazzo per fare le cose fatte bene. Purtroppo loro sono una cosa, chi invece è a Roma, abbiamo alcuni rappresentanti importanti qui nel Veneto, romani, che ambivano a diventare ministri dell'economia e che un tempo parlavano di questo grande attacco al potere al governo Berlusconi, e adesso invece parlano dello spread come misura per capire quanto bravo o quanto poco bravo sia Salvini. Quindi ecco, questo è inaccettabile e incomprensibile per i cittadini. Motivo per cui qualcuno abbandona questi contenitori e ovviamente guarda con molto interesse e con molto coraggio quello che sta facendo Salvini. Come lo interpreta? Ma io dico che io non sono per niente complottista e non ritengo che la disamina sia stata assolutamente corretta. Noi abbiamo Draghi alla BCE che ci ha coperto più di una qualche volta e continua a coprirci e che compra i nostri titoli di Stato. Per cui lo spread... Stabiliamo, perché sennò le persone a casa non capiscono. Compra tutti i titoli di Stato d'Europa, ma compra compresi anche quelli i nostri, tedeschi. Compra i nostri indipendentemente dallo spread, ogni mese compra anche i nostri. Di conseguenza l'Europa ci dà una certa stabilità, dopodiché il complottismo mi interessa anche poco. Il dato di fatto è che quando è caduto il governo Berlusconi non c'erano più neppure i soldi per pagare i dipendenti pubblici a 28 giorni. Di conseguenza un'emergenza vera c'era, un'emergenza creata non lo so, ma non credo che fosse stata creata in quella maniera. Ci trovavamo in quelle condizioni, non siamo finiti come la Grecia, non siamo finiti come il Portogallo, non siamo finiti come la Spagna. L'Europa
non è l'Europa della finanza e tutto il resto, sicuramente è un'Europa incompleta finché non sarà un'Europa politica, ci ha garantito 60 anni e più di pace e oltretutto ha aiutato a garantire e a eliminare le frange violente di una certa autonomista. Va benissimo lo scozzese che nominava prima il signore leghista, va benissimo la Catalogna, ma ricordiamoci che c'era un'IRA, ricordiamoci che c'era un'ETA, ricordiamoci che c'erano altre forze violente anche fra i fiamminghi e tutto il resto, e l'Europa ha aiutato a questo, ha limitato la situazione dei Balcani e ha fatto un allargamento. Quello che però questo governo sta facendo è che ci sta portando a un isolamento. È inutile che noi parliamo di una grande Europa, che ci uniamo, di tutto il resto. L'ultima volta che siamo andati al voto siamo riusciti nel capolavoro dove il voto è stato 18-1 e quell'1 eravamo noi. E è stata la prima volta in Europa che c'è stato un voto di questo genere. Va bene? Per cui non credo che ci stiamo allargando e tutto il resto. Gli stessi paesi lì, come si chiamano, Polonia, Ungheria e compagnia bella, hanno votato contro la nostra manovra finanziaria e hanno chiesto una correzione. Per cui io non sono perché chi ha preso i voti non governi. Però bisogna governare con un criterio che non deve essere solo il proprio tornaconto, faccio una dichiarazione e prendo il voto, ma deve pensare come un governo, cioè quello che succede il giorno dopo e quello che i cittadini possono subire o può accadere. Questo è quanto. Per cui sta accadendo invece assolutamente il contrario. Dopodiché Salvini sarà il leader di una parte, sicuramente non sarà mai il leader mio e la Lega non sarà mai il mio partito, ma questo non da adesso ma anche da prima. Di conseguenza ci collocheremo correttamente dove che il voto ci sarà e ci verrà dato, ritroveremo la maniera di parlare al Paese e spero nei tempi più brevi, ma sicuramente ci vorrà ben più di un anno, tornare al governo virtuoso di questo Paese, in una costruzione di un'Europa senza sentimenti di sovranismi o divisioni o populismi che le fanno solo male. Sicuramente nella competizione mondiale e anche per portare i nostri marchi, che adesso sono diventati un vanto mentre prima i terroni erano delle bestiacce, in tutti i nostri marchi nazionali e tutto il resto e tutto il nostro prodotto particolare, la nostra moda e tutte le nostre cose per la sfida mondiale e anche per il discorso dei mercati orientali e della manodopera orientale hanno bisogno di un'Europa. Un'Italia sola e isolata non può vincere una sfida economica mondiale. Parlando del PD, che futuro prevede di questo partito? Allora, i candidati che si sono presentati presentano praticamente dei programmi simili di unità e di valorizzazione degli amministratori pubblici. Di conseguenza io ritengo che se quella è la strada, questa è una strada che noi dobbiamo perseguire. Ne vediamo un attimo i candidati che abbiamo, abbiamo una grafica molto semplice per leggere i nomi, così magari dopo lei ci illumina. Allora abbiamo questi qui sono nell'ordine. C'è Lascani. Sì, Roberto Giacchetti, Maurizio Martina, Francesco Boccia, Nicola Zingaretti, Dario Corallo e Maria Saladino. Una donna sola? No, ci sono due donne perché assieme a Giacchetti c'è Lascani. È un segretariato. Beh, si può presentare l'originalità delle cose. Allora, lei chi piace di questi intanto? In questo momento, molto onestamente, quando c'era Minniti io mi ero schierato per Minniti. Nel momento in cui manca Minniti e io sono segretario di una provinciale di una provincia di Rovigo, ritengo di svolgere una funzione super partes perché il congresso si svolga serenamente e costruttivamente. Quindi non si esprime, non mi esprimo perché ci sono validità, forti validità nelle proposte di ognuno. Ecco, la posizione dell'ex presidente e segretario del partito, che corre voce che voglia in qualche maniera dividere il partito creando una sua attività, è reale oppure sono supposizioni giornalistiche?
Diciamo che Cioè Renzi spaccherà il partito oppure no? Renzi farà quello che intende. Quello che è chiaro in questo momento è che il PD non è più il PD di Renzi. Beh, questo l'avevamo... è evidente anche dalle candidature che si sono espresse e anche dal ritiro di Minniti. Perché io auguro al PD di arrivare a una concretezza politica e unità politica non tanto per quello che farà o non farà, ma perché noi abbiamo bisogno di un'opposizione. Ma non un'opposizione a parole, una posizione di programma. Più che perché quello che sta succedendo in questo momento, Forza Italia, Fratelli d'Italia e PD, è una opposizione solo a livello verbale, ma non vedo una controproposta costruttiva dicendo noi faremo in quest'altra maniera. Capisco che è un momento di crisi, è un momento in cui nessuno si vuole esporre direttamente perché non c'è un segretario, ma credo che una volta creata una segreteria, speriamo consistente, ci sia anche un'unità di intenti dove si segue una certa linea. Noi cerchiamo di essere espressione di democrazia e facciamo la fatica della democrazia, perché siamo probabilmente l'unico partito in questo momento in Italia non su un unico leader e che fa la fatica di fare i congressi, fa una fatica di cercare i congressi anche territoriali, regionali, provinciali e anche di circolo, e non ha questo tipo, e cerca di uscire da quei personalismi che stanno distruggendo in parte la politica italiana, perché invece di pensare al partito, alla propria appartenenza come un mezzo per fornire un buon governo, una buona guida o delle buone proposte al territorio, ci si sta arrovellando sui propri singoli personalismi, su cosa farò dopo, se diventerò ministro, se diventerò parlamentare, se diventerò consigliere regionale. Sicuramente ritengo che quella proposta politica vera debba venire col nuovo segretario che ci sarà dopo le primarie di marzo. È altrettanto vero che noi siamo in questo momento all'opposizione, ci poniamo in maniera critica e facciamo un'opposizione, direi, di tipo corretto, molto più corretta di quella che è stata fatta nei nostri confronti, cercando di non avvelenare le menti. Interpretando il dubbio di molti telespettatori... Dopo, mi scusi un momento, quello che noi stiamo facendo territorialmente in molti posti è di riorganizzare un centro-sinistra, come è doveroso non essere più dispersi e cercare di organizzare quel centro-sinistra che è più ampio del PD, che si rivolge ai civici, che si rivolge al territorio, e tornare a essere credibili, perché sicuramente non vogliamo essere per sempre una forza di opposizione. Ecco, non siamo nati come partito per essere forza di opposizione. Sì. Allora, molti telespettatori si domandano se è ancora utile fare le primarie, perché avendo espresso un leader come Renzi, che ha un po' messo in crisi, anzi ha messo in crisi pesantemente il partito e ha monopolizzato il partito, ci si domanda se questa, diciamo, area democratica corrisponde effettivamente a una giusta scelta. Il discorso è questo: sicuramente le primarie per noi sono una novità e in Italia certi processi sono più lenti che da altre parti. Le primarie che si svolgono negli Stati Uniti hanno decine e decine di anni di esperienza e di vita democratica. Meccanicamente sono fatti in maniera diversa. E sono fatte in maniera diversa. Sicuramente le nostre primarie hanno bisogno di essere affinate, però se ci fosse stata la possibilità che il partito avesse immediatamente un segretario, penso che la base l'avrebbe accolta favorevolmente. Vogliamo continuare la fatica delle primarie e è una bella sfida, e ritengo che la cosa debba affinarsi nelle menti di chi partecipa alle primarie, ma anche della classe dirigente che le fa fare, nel senso che non devono essere primarie sicuramente divisive o spartitorie, ma delle primarie che portino a una comunione di intenti maggiore di quella che c'è stata nel passato. Quindi la Leopolda finirà? La Leopolda finirà? Le ho già risposto.
che non è più il PD di Renzi. Non è? Gli ho già risposto che non è più il PD di Renzi. Ho La capito, Leopolda, bene. chi la vorrà fare la farà sempre, non c'è problema. Certamente siamo in democrazia, questo ma è qua. insomma non darà più indirizzo al partito la Leopolda finalmente. Non mi sembra che ultimamente l'abbia dato. Sentiamo anche Renzi che cosa Sì, ha detto. c'è un C'era anche un che ha telespettatore, scritto. se magari lo ripropongono, ma mi sembrava che il senso, eccolo qua, o facciamo quello che dice l'Europa o moriamo di fame, e allora perché andiamo a votare? Questa è un po' Beh, è una domanda saggia e ne abbiamo parlato nella metà Ha precedente. super senso, perché poi per aderire all'Unione Europea nessuno ha votato. E questo è il peccato originale, sappiatelo. Perché oggi c'è anche tanta disaffezione a questa questione dell'Europa, perché il popolo italiano non ha avuto quella possibilità in coscienza di potersi esprimere, perché avrebbe assunto una consapevolezza di aver fatto una scelta. Oggi il fatto che il popolo sia stato depredato, per carità, la Costituzione, solite robe, sentiamo tutte le volte, però di fatto ha reso ancora più difficili i rapporti, perché la gente oggi, poi si raccontano che il 63% adesso ama da morire l'Europa, insomma le avranno fatte finita la Leopolda, quelle statistiche lì, ma ragionevolmente le persone che non hanno potuto scegliere per l'Europa, ok, oggi si sentono depredate, al di là che sia giusto o non giusto alcuni temi, alcune situazioni. E questa... Ma io credo che ci sia una grande confusione, perché la gente non è contro l'Europa, è contro questa Europa. Esattamente. Perché se domandi alla gente se va bene che ci sia un'unità europea, ti dicono di sì. Esatto. Se ti dice questa Europa ti piace, ti dicono di no. E allora vuol dire che bisogna fare un distinguo. Esatto. E non si può fare di tutto un erbo un fascio come fanno i giornali. Allora questo partito è contro l'Europa. Se l'Europa funziona, chiunque è dalla parte dell'Europa. Ma infatti il PD perché ha chi pagato? l'ha costituita? Ha pagato perché ha fatto l'esatto opposto, cioè ha detto Allora, tutto quello che dice Oba va bene. Perfetto. Allora, poc'anzi dicevo che c'è un dissanguamento dell'Europa e dell'Italia perché le multinazionali che hanno grossi guadagni all'interno dell'Italia, parliamo di centinaia di miliardi, non pagano una lira di tassa. Certo. Allora cosa succede? Succede che io compro un iPhone, lo pago 1.000 euro, l'utile una parte rimane al venditore, il resto se ne va da qualche altra parte e non viene investito in Italia né si pagano tasse. Allora questa è l'Europa. Attenzione, dove va a finire questo denaro? Dico iPhone, ma dico anche Telecom, ma dico anche altre aziende, Google. No, va a finire in Lussemburgo, che è uno Stato europeo. Allora abbiamo metri e misure diverse in un territorio, noi abbiamo bisogno di quelle tasse, quindi la politica non è tanto ed è giusto aiutare quelli che non sono in grado di sopravvivere, ma è utile anche non continuare a vessare con delle tasse quelli che invece le tasse le pagano e invece dire bene, tu vendi questo prodotto, nel momento in cui lo vendi una parte di queste utili vanno a finire direttamente al governo, perché quando io parlo di 200 miliardi e mettiamo che le tasse siano il 30%, no? Sono 70 miliardi che non rimangono in Italia e se ne vanno fuori. Infatti Renzi era partito benissimo. Sta facendo un appunto, mi dica. Non ho fatto... Dicevo Renzi all'inizio e io ero rimasto molto con grande interesse anche a guardarlo, penso che un po' tutti appena Renzi, cioè siamo rimasti un attimino lì a vedere, vediamo questo uomo effettivamente cosa fa. Una delle prime cose che aveva promesso che avrebbe fatto era la famosa web tax. Fu lui a introdurre l'idea della web tax, il ragionamento sulla web tax, aveva cominciato a dire appunto ci sono queste grosse multinazionali che stanno oggettivamente depredando il territorio e oggi lo vediamo, pensate che tre quarti dell'Europa... Le giacche gialle in Francia dicono le stesse cose. Esatto. Tre quarti pensate che del mercato e-commerce adesso europeo avviene sui server italiani, perché è più facile da noi riuscire a fargli fare il giro dei soldi. Quindi se voi notate i grandi marchi dell'e-commerce, senza citarli, sta facendo sede in Italia.
non è mai successo, di magazzini di stoccaggio. Una marea ne stanno aprendo in Sardegna, qua, là, dappertutto. Proprio perché oggi, io che ho i parenti in Francia, i francesi comprano nei siti italiani la roba online, perché è tutta evasione, guardate, 3/4 se non 9 su 10 è evasione fiscale. Allora, voi capite bene che al di là delle slot machine che ci hanno fregato 90 miliardi di soldi nostri, i signori del PD, perché sono loro che li hanno condonati, no, perché dopo parliamo delle, non ci sono i soldi per questo, per quello, ma loro hanno condonato 90 miliardi di euro degli italiani, poi guardano magari i 46 milioni della Lega, no, però poi si dimenticano dei 90 miliardi di euro. Facevamo quota 30, che a 30 anni andavamo in pensione, e facevamo anche reddito di cittadinanza 2000 euro a testa con 90 miliardi, magari per qualche anno solo, però su niente. No, ma è la verità. Non è la verità. Insomma, è la verità. Io eviterei questi scontri che ormai sono, che a te piace raccontare. Sono concreti, ma Amazon non paga le tasse in Italia, le paga in Lussemburgo. Le paga in quota, sì, le paga, perché comunque paga tutto il materiale che vende come Amazon, che è proprio Amazon, tu puoi scegliere di acquistare, no, su un ventaglio, tutto ciò che è marchiato Amazon, diciamo, comunque ha la ragione sociale in Italia, paga le tasse ai dipendenti, paga gli stipendi, cioè non è che paga tutto il resto, non paga le tasse le paga in Lussemburgo. Tutti quelli che vendono attraverso Amazon però sono quelli il problema. Perché se voi guardate il prezzo che impone Amazon è esattamente il prezzo di un'attività informatica, è esattamente il prezzo che ho io in negozio, cioè non c'è una differenza, è tutto quello che sta sotto, tutto ciò che sta sotto il 20% in meno di sconto che trovate è lampante, che è evasione fiscale. Allora è giusto l'evasione fiscale del tabacchino, del caffè che non fa al bar, eccetera, ma poi basterebbe che un qualsiasi finanziere appena neoassunto si metta a vedere cosa costa l'ingrosso sto pezzo, costa 8 euro, com'è che questo vende a 4? Perché adesso pensate che siamo arrivati addirittura che fanno il doppio giro per Malta, il doppio giro. Cioè sta arrivando, che il guadagno non è più il vendere il prodotto, è riuscire a evadere l'IVA. E c'è chi fa 1, 2 giri, 3 giri, cioè sta diventando incredibile, ci sono dei prezzi che sono impossibili. C'è un'azienda padovana che ha un prodotto particolare che vende anche su Amazon, che si è trovato il suo prodotto a un prezzo inferiore di quello che lo produce, tanto che si sta mettendo loro a comprare quel prodotto, il loro prodotto se lo comprano, se lo stanno ricomprando di nuovo sul sito perché costa meno di quello che lo produce. Ma siamo arrivati alla... Qui entra un altro fattore, il riciclaggio della mafia. Grazie. Certo. Non c'è dubbio. Allora, grazie. Vabbè, parliamo del condono delle sigarette elettroniche e arriviamo al condono delle sigarette elettroniche che quasi quasi sono state date. Comunque il problema delle multinazionali è sempre esistito, che una volta producessero banane la Chiquita sfruttava il terzo mondo e portava qua le banane sotto costo, di conseguenza degli interventi si sono fatti, gli interventi su Apple e quelle cose lì si sono fatti e indubbiamente condonati. Hanno trattato come trattano quasi tutte le imprese italiane e tutto il resto, e anche Valentino Rossi io non tratto, scusami, sicuramente noi non trattiamo nelle nostre dimensioni, non trattiamo, però alla fine una trattativa degli stati c'è stata. Sicuramente una questione sull'e-commerce e una regolamentazione maggiore e un controllo. Avevamo iniziato a porre le basi dei decreti e della legge, è caduto il governo, adesso il nuovo governo lo faccia, perché questo è quanto, perché le proposte sono depositate e le proposte c'erano e non hanno avuto corso, come non ha avuto ancora corso il decreto che era stato preparato per il signore che c'era prima, per la Banca Popolare e per il resto, perché indubbiamente il nostro iter parlamentare, le commissioni e tutto il resto prevede determinati periodi di azione, per cui che uno abbia fatto tutto o che abbia risolto tutto non l'ho ancora visto, ma sicuramente un percorso di velocizzazione degli atti e delle decisioni c'è stato e avremmo preferito che fosse proseguita, invece adesso siamo in una situazione di completa stasi. Dopodiché l'IVA... Scusi, è vero, la sua critica è giusta. Però chi ha contribuito a creare movimenti come 5 Stelle
o movimenti come ho detto che non siamo riusciti a parlare al Paese in determinata maniera. La Lega è partita col 4%. Aveva anche il 20% precedentemente, la Lega ha avuto dei momenti sussultori. Questo è quanto. Quando è arrivato Salvini si è trovato il 4%. Adesso è il 17%. Quando invece c'era Renzi, il PD aveva il 40% alle europee. Ha avuto un 40% alle europee, allora, che forse non ci ha fatto bene. Adesso, questo è quanto. Io sarei di questo avviso, di fare un'autocritica come si usava una volta. Ho detto che non ci ha fatto bene quel 42% probabilmente. Ecco, no, perché gli eccessi a volte fanno male. Sto pensando per il PD che l'elezione di questo segretario il prossimo anno, alla vigilia delle europee, non sia vantaggioso. Cioè, è una cosa abbastanza critica. In una questione di lungo termine, perché è inutile che ci appianiamo a breve termine, non possiamo fare quei calcoli lì. E indubbiamente la nostra dirigenza ci ha portato a quei periodi lì, e noi non è che perché l'allenatore ci mette in fascia invece vorremmo fare i centravanti, non giochiamo. Giochiamo e giocheremo come classe dirigente intermedia e come base tutto il resto, ritengo tutta la nostra onesta partita. Ecco, beh, senta... Quindi ci vuole del tempo per fare le riforme. Anche per l'autonomia. Giustamente, non sono riusciti, giustamente perché c'era del tempo, però il governo della Lega bisogna aver già fatto tutto. No, dai, è anche simpatico perché almeno è onesto dell'analisi. Io non abbiamo promesso la Luna, non abbiamo mai promesso la Luna. Via Berlusconi saremmo andati alla grande. Ma noi siamo andati bene dopo, col governo del PD il paese è andato bene perché i dati sono di miglioramento. Allora, sentiamo la voce di uno dei candidati forse più, come dire, più accreditati per la vittoria, diciamo così, o per la nomina segretario. Sentiamo cosa dice Zingaretti. Sentiamolo. Andiamo. Aiutatemi a cambiare il Partito Democratico, aiutatemi a ricostruire un'alternativa credibile, perché non possiamo permettere che questa nostra bellissima Italia venga governata da questo manipolo di incapaci che sta mettendo a rischio il futuro di intere generazioni e del Paese. Bisogna riconquistare la fiducia, e per riconquistare la fiducia bisogna avere idee nuove e anche rinnovare un gruppo dirigente segnato dalla storia di questi anni. Faccio un appello e dico: venite tutti in queste settimane a discutere, ad ascoltare, anche a protestare se sarà utile, e poi il 3 marzo tutti ai gazebo, perché in quella giornata può davvero rinascere una speranza per gli italiani. Grazie. Insomma, posso dire io cosa penso in tutta onestà, senza che nessuno si offenda, eccetera. Io ho visto i candidati che ci sono e come prima ricordava Minniti, secondo me poteva essere invece una persona che poteva, però questo PD così com'è oggi è una crisi identitaria enorme, hanno perso una gran parte della sinistra che era quella che forse gli serviva di più, che era quella un po' più vicina ai lavoratori, quella un po' più vicina ai diritti civili, ad esempio, no? Che tanto aveva portato comunque. Questo è un PD che così come si sta configurando, tra l'altro in un periodo, in un momento storico in cui si va comunque alle elezioni europee, sinceramente la mia paura, che poi è una paura, sono anche un po' contento, però voglio dire una paura politicamente, è che faccia un po' la fine di Rifondazione Comunista, cioè che abbiamo visto anni fa, dove aveva degli esponenti anche di un certo livello che avevano raggiunto anche delle percentuali importanti, però poi alla fine si è persa completamente per strada, perché Renzi nel bene e nel male è quello che ha identificato quel PD lì, che ha comunque dato speranze agli italiani, che comunque ha tracciato il segno. A un certo punto si diceva che potesse essere un adepto di Berlusconi, ve lo ricordate, no? Che c'era stato sto passato. Ancora adesso lo dicono. Ma ancora adesso si ipotizzano alleanze. Renzi può veramente, con la sua caparbietà, con il suo modo di fare politica più moderno, più riuscire, e probabilmente farà un nuovo contenitore che raccoglierà quello che saranno le situazioni, ma sarà così, perché... Sentiamo Lorenzi, l'avevo annunciato prima, poi non l'abbiamo mandato in onda, ascoltiamolo cosa ha detto. Che se manco si candida. Tutto il resto appartiene al chiacchiericcio,
e lascio volentieri che rimanga al chiacchiericcio. Non ho preteso di mettere un mio candidato al congresso, non ho preteso di fare il capo corrente, non lo farò mai. Chiedo il rispetto che non è stato dato dopo i congressi delle altre volte. Io ho vinto 2 volte il congresso, 2 volte col 70%, e dal giorno dopo mi hanno fatto la guerra. Chiedo il rispetto che non è stato dato nelle vicende in cui sono stato sommerso di fango, ma lo chiedo semplicemente per poter continuare a lavorare insieme a tutti voi, a tanti di voi, per combattere contro questo governo di cialtrone. I comitati civici ci sono, chi vuole dare una mano all'interno del Partito Democratico è ovviamente il benvenuto. Eccolo qua, i comitati civici, sì, no? Lui parla già di un'altra roba. Cosa dice Gravassi? Noi abbiamo parlato che stiamo lavorando per coagulare il centro-sinistra e ci stiamo rivolgendo ai civici, l'ho già detto anche prima. Dopodiché non può arrivare da qualcun altro la ricetta per noi, anche perché potrei pensare ti va bene così, invece evidentemente, guardate i risultati elettorali, non va bene così e c'è bisogno di una spinta e di una politica o perlomeno di una comunicazione o di un approccio un po' diversi che deve venire da questo congresso. Dopodiché ad esempio anche dalle parole di Zingaretti di prima, che chiede aiuto, però perché no, i vostri candidati non si presentano con un'idea? In che senso? Come? Nel senso, votate, mettete me della sinistra che porta avanti una e facciamo questo, perché poi è quello che hanno fatto dall'altra parte. Sono presentati il giorno 12. Discutiamo, confrontiamoci. I stanno pervenendo, però perlomeno una comunità di idea, di unificare il centro-sinistra, di cercare sul territorio maggiore approccio e valorizzare maggiormente gli amministratori, perché quelli sono in questo momento, al di là dei partiti, l'unico vero veicolo di comunicazione col territorio e con i cittadini, è comune a tutti i candidati. Tutti i candidati dopo non presuppongono un governo con i 5 Stelle e questo sarà un elemento di discussione all'interno del nostro congresso che dovremo fare e dovremo svolgere, perché non è che possiamo già dalle proposte dire la conclusione del congresso. Perché ricordiamo che questo governo esce dopo che era fallita la trattativa proprio tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. E la linea mi sembra che si permanga su quel tipo di linea. È naturale che dopo la discussione che ci sarà, che dovrà partire dalla base e dovrà arrivare al vertice, può darsi che si arrivi anche a delle conclusioni di carattere diverso. Io posso solo auspicare che sia un congresso vero, ma che sia un congresso vero basato sui temi e sugli argomenti. In questo momento i candidati si differenziano per i nomi e le presenze dei candidati di Veneto, non si differenziano molto per le proposte che portano. Probabilmente le singole personalità, le singole provenienze culturali e tutto il resto danno una maggiore caratterizzazione. È indubbio che Zingaretti è uno dei favoriti, anche Renzi parlava della dirottamazione, di cambiare tutto il partito. È indubbio che c'è la necessità di ringiovanire le idee più che le persone e di ringiovanire un certo tipo di approccio. Sicuramente non possiamo diventare, non siamo il partito dei centri storici o della classe media esclusivamente. Miotti. Allora, una valutazione al volo che faccio è che io guardo sempre con invidia chi fa le primarie, perché nel centrodestra, in Forza Italia, le avrei volute qualche anno fa e avrebbero cambiato la storia del partito, perché se anni fa, quando c'è stato l'inizio della crisi di leadership da parte di Silvio Berlusconi, per ovvi motivi, per ovvie ragioni che tutti conosciamo, se fossero intervenute delle primarie per sostituire la classe dirigente, per dare un nuovo input, un nuovo impulso, a quest'ora Forza Italia avrebbe delle percentuali, credo a mio parere, molto più alte di quelle. Ma lei parla di democrazia, ma siccome il partito Forza Italia è di proprietà esclusiva di Berlusconi, è difficile dire condividiamo la roba tua. Era una premessa ovvia, sì. E come si dice in Veneto, è ase mia me a tegno mi. No, e così ha detto Berlusconi in milanese. E di conseguenza quello che mi meraviglia è che tutte le persone che hanno seguito il famoso pifferaio
hanno rischiato di finire in canale, come racconta la storia del pifferaio magico, no? Ecco. E questa persona ancora è in grado di criticare e contare, soprattutto sulla RAI. Vediamo questo duetto Vespa-Berlusconi che mi lascia ogni volta estremamente sorpreso. Io nel 2013 ho smesso di guardarlo da anni. Ho ancora foto nel 2013 con gli striscioni con scritto chiediamo le primarie nel Popolo della Libertà, quindi sono sempre stato coerente su questa posizione qua e addirittura le vedrei anche in molti comuni dove magari il centrodestra si trova ad avere due anime simili, quasi uguali, ma magari differenziano per pochi contenuti o perché una componente più anziana vorrebbe prevalere su quella più giovane e non si riesce mai a trovare l'accordo e poi si va allo sbando, si va a perdere un'area che potrebbe restare unita e avere un peso importante, si va a sciallacquarla semplicemente per piccole differenze di vedute. Ma togliendo questo tema delle primarie, io vorrei fare una provocazione, Giuseppe, molto semplice. Prima aveva parlato di Italia isolata in Europa. Io sono convinto di una cosa, come sono convinto che il 4 marzo scorso è cambiato il mondo e si è passati dalla seconda alla terza repubblica, sono cambiate le regole del gioco, sono cambiate le dinamiche e sono cambiati i messaggi che i cittadini chiedono. Io sono convinto che alle prossime europee l'Italia non sarà mica così tanto sola nel dire che l'Europa era così sbagliata. Forse avremo più interlocutori dalla nostra parte a difesa del nostro territorio, a difesa della nostra nazione, a difesa di tutte i vari punti distintivi su cui Salvini ha puntato nello scorso convegno di sabato scorso. Sono convinto che non saremo gli unici a avere questa linea. E il PD, se si approccia alle europee portando avanti la manfrina che l'Europa va ascoltata, che l'Europa dà le idee giuste, che l'Europa che va a fare le pulci, e l'Italia che propone il 2,4 di rapporto del deficit, lo porta al 2,04 e poi autorizza il 3 della Francia, che avrà pure un'economia diversa, ma se i numeri valgono per un paese perché non devono valere per gli altri. Sono curioso di vedere i risultati delle prossime europee. Allora, bisogna guardare i fatti e le cose. Allora, in tutti gli altri paesi dove è stata fatta la propaganda della tensione, che da noi ha avuto un successo elettorale, perché questo è stato, e si continua con questa propaganda della tensione, chi ha fatto la propaganda della tensione non è riuscito ad andare al governo. Questo è quanto. Lasciamo stare l'Austria, in Svezia non è riuscito, in Germania sopra un certo punto non ci si va, in Belgio non è riuscita, da altre parti non è andata. Per cui non è che ha pagato, probabilmente là c'era una maturità democratica diversa che forse noi dobbiamo ancora raggiungere, o forse siamo oltre, non lo so, perché non voglio sminuirci. Questo è quanto. Di conseguenza un certo tipo di informazione o di disinformazione da noi ha pagato maggiormente, mentre da altre parti non ha pagato. Dopodiché inutile che facciamo sempre riferimento ai gilet gialli e tutto il resto. Tutte le volte che in Francia si è aumentato il prezzo dei carburanti è successo delle grandissime confusioni. O ci dimentichiamo quando c'erano le file dei tir che bloccavano Parigi e tutti i valichi, o succedevano delle altre confusioni. Si è fatta persino la lotta del formaggio. Evidentemente loro hanno delle modalità diverse. Dopo a Parigi arrivano i casseur delle banlieue, che quelli a qualsiasi casino aderiscono e fanno confusione. Sicuramente Macron ha fatto degli errori, ha riconosciuto questi errori. È anche vero che il loro debito pubblico è abbondantemente sotto il 100%, il loro prodotto interno lordo è differente, e le manovre che Macron ha detto le ha annunciate, non le ha ancora esplicitate. Di conseguenza, quando saranno esplicitate vedremo cosa dirà l'Europa. Per adesso sono sicuro che quando è stato perfetto come assist per questo governo, che quando è andato in televisione abbia detto quelle cose, però gli atti non ci sono.
non ci sono ancora. E sicuramente c'è una necessità di essere protagonisti in Europa. Noi siamo uno degli stati fondatori di questa Europa e dobbiamo perseguire che questa Europa diventi veramente un'Europa politica, con la sua difesa comunitaria, con un suo Parlamento diretto o direttamente, e che sia veramente quella voce, il Parlamento europeo sia quella voce dei singoli componenti, e che la cultura comunitaria progredisca, perché solo così verremo fuori dai decimali di spread, e solo così verremo fuori da alcune differenze e elimineremo che qualcuno sia più potente degli altri. Sicuramente non è sminuendoci e portando avanti discorsi populisti che gli altri territori non comprendono e non riescono a comprendere, perché non sono solo i dirigenti europei che non riescono a comprendere, che si va avanti. Mi sembra che la ricetta Sanchez sia differente e che altre ricette siano differenti. Il Belgio si trova benissimo senza avere per anni un governo, però riesce ad andare avanti lo stesso. È successa la stessa cosa anche in Spagna, no? E noi dobbiamo anche prendere lezione da questo. Chiarissimo. Però la Francia non ha populisti, però si è creato un movimento che va verso il populismo, quello che normalmente si chiama populismo, perché sovranismo, chiamatelo come volete, perché non ce li ha, sono allergico. Non ce li ha con la Le Pen che ha fatto i record. Io credo che sarebbe bene che il vertice della Comunità Europea, chi gestisce, se ne andasse a casa, e questo sta ai cittadini che ci ascoltano quando votano, quando voteranno, di cercare di fare un cambiamento. Juncker se ne va da casa perché è quello che gestisce la mala economia assieme a molti altri. I commissari si cambiano, non è che c'è sempre stato Juncker. Vanno eletti, ma diciamo che ce n'ha messo del suo, visto che lui è in un paese, Lussemburgo. C'è stato anche Prodi alla fine della storia. C'è una turnazione, c'è tutto, insomma. Ma guardi che ci sia bisogno che siano eletti. Se torniamo indietro ci mettiamo Prodi, vogliamo metterci Prodi? Barroso, ci mettiamo sa com'è nato, per cui non può essere Juncker che incarna. Dopodiché, se dobbiamo tornare alle sue considerazioni, ci sono alcune società che forniscono servizi alla Regione Veneto che alla fine sono piazzate in Lussemburgo. Appunto, le sto dicendo che Lussemburgo va rimesso dritto in maniera tale che i soldi non se ne vadano fuori. Il Lussemburgo dovrebbe essere trattato come tutti quegli stati con capitale di rifugio, insomma. Esatto. E questo si sta facendo, gradualmente si sta facendo. Vede che siamo d'accordo? E gradualmente si sta facendo. Siccome il capo del Lussemburgo in questo momento è il signor Juncker, che fa gli affari del Lussemburgo e non dell'Europa, non è il capo. Comunque chi sostiene la linea europeista non se la sta di certo passando bene, dalla Francia ma anche la Germania, che segna un meno 30% nel settore dell'automobile dovuto proprio alla crisi di governo della Merkel. Non sono Macron e Merkel che pensavano di governare la Germania le dinamiche europee. In crisi adesso con la crisi dell'auto. C'è una tale produzione, mi scusi, c'è una tale produzione di auto che vengono stivate in tutte le concessionarie in maniera strepitosa perché continuano a produrre ed è una falsa economia e non riusciranno a venderle, e quando questa cosa si fermerà la Germania pagherà pegno. Ma questo è un altro discorso. Quello che io dico, la vecchia nomenclatura europea deve essere cambiata, ma cambiati meglio ovviamente, perché cambiare per restare come eravamo prima. Il signor Juncker è in grado di gestire bene gli affari del suo paese all'interno dell'Europa, molto di più di quello che siamo noi in grado di gestire gli interessi dell'Italia in Europa, perché l'abbiamo visto con lo spread. La proposta che io farei, siccome tutti dicono che bisogna abbassare le tasse per invogliare le aziende a venire in Italia, allora Lussemburgo quanto ha? 580.000 abitanti? Bene, allora facciamo una bella zona franca a Venezia, così arrivano i capitali. Venezia riusciamo a salvarla perché se non ci sono soldi ogni intento non vale. Affrontiamo il problema di Venezia anche da un punto di vista portuale, visto che la Cina ci chiede di poter accedere al porto, e questo è un grosso problema perché non facciamo un porto per disfar Venezia, e questo è un altro interrogativo che affronteremo anche nelle prossime settimane, perché
quello che è importante è riuscire a affrontare i problemi e soprattutto di mettere la politica di fronte a una realtà. Le cose non vanno avanti. Il Mose doveva essere finito 2 anni fa e ancora non si sa. Ne avremo altri 3 se almeno, riusciremo forse. Solo aggiustare forse una non lo cosa finisco fatta oggi, Forse no, non funzionerà. ecco, non è ancora finita e già bisogna aggiustarla, siamo allo spreco. Ma direi che il Mose, l'invenzione del Mose, fu il signor Prodi a farla, Certo. Così sappiamo. Poi naturalmente c'è qualcuno tutti... che però l'ha sfruttata mi scusi, momentaneamente. no, abbia pazienza, no. Per piacere. Mi scusi, abbia pazienza. Il Mose funziona in Olanda. Dopodiché le barriere funzionano ognuno ci ha in messo il Olanda. suo, non c'è stato un partito, compresa la Lega delle Cooperative, che non ci aveva messo il suo nel Mose, Certo. e quindi nessuno si può chiamare fuori gioco, compreso il Qualcuno sindaco di Venezia, Qualcuno così siamo a ha posto. La No, Lega può allora dirsi di essere tagliamo corto e completamente cambiamo fuori, rotta, perché a questo punto non c'è più possibilità. Per favore, Invece la prossima settimana parleremo di che cosa, Tullio? Allora, volevamo parlare dell'autonomia veneta, dovrebbe arrivare la firma proprio sotto l'albero, come si usa dire, forse. Ecco, su che autonomia andremo a fare, perché naturalmente questa firma è un atto importante, ma poi naturalmente bisogna mantenerla, certo, e quindi anche questo è un tema che va gestire. Certo, e saperla gestire, e poi bisognerà capire che cosa succederà anche, no? Per quello. Mi pare che abbiamo dimostrato di saper gestire E alla grande. Secondo me il centralismo veneto è peggio del centralismo romano, dopodiché è una questione di punti di vista. Ci fermiamo, dobbiamo fermarci qua, si è fatto tardi. Si è fatto tardi. Però era bello stare con voi, Sì. Cioè, era bello, voglio dire. Grazie. Grazie. Allora, l'importante è che i telespettatori da questo discorso traggano dei vantaggi, cioè capiscono un attimo quali sono i meccanismi, perché nel contrasto emerge poi una logica che non è la solita, quella che ci venga imposta dall'informazione. Bene, grazie a Fabio Miotti di Amo il Veneto, grazie a Len Luciani, Lega Nord, Lega Veneta Salvini, e grazie a Giuseppe Torniello Gradassi. Amo l'Italia e amo il Veneto. Grazie a tutti, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Venerdì prossimo alle 21 TV7 Match, noi torniamo. Aspetta.